Proprio in occasione della 10ª edizione di Pomaria, questa manifestazione dedicata alle mele, incontriamo un amico che ci vuole e vi vuole invitare ad una festa importante qui in Val di Non il 19 ottobre prossimo. Sono in compagnia di Luciano Mendini, presidente della Proloco di Tassullo. Sì, e domenica 19 ottobre a Tassullo ci sarà la settima rassegna dei formaggi di Malga della Val di Non e la seconda rassegna delle mortandelle più buone della Val di Non. Allora, formaggi con il latte trentino delle Malghe e anche un prodotto che vi assicuro è buonissimo perché io l'ho assaggiato, non è la mortadella, è la mortandella. Di cosa si tratta, Presidente Mendini? Allora, per il formaggio d'Almont sono le maglie che producono formaggio qui in Val di Non, con la produzione del latte in montagna, viene fatto il formaggio e verrà giudicato da una giuria di esperti ONAF. Invece per la mortandella, che è un insaccato di maiale arrotolato a volte nell'aumento con la farina del grano turco, molto buono, e questo viene degustato dai membri ONAS. Allora, il consiglio è naturalmente quello di raggiungere Tassullo, è molto semplice, da San Michele all'Adige, uscita dell'autostrada, si segue per la Val di Non, o da Trento, la direzione è sempre la Val di Non. Presidente, altre informazioni dove le possono trovare i nostri amici da casa? Allora, è domenica 19 ottobre a Tassullo alle ore 9:30 per tutta la giornata. Altre informazioni www.prolocotassullo.it. Allora, qui da Pomaria con l'appuntamento per un'altra bellissima giornata in Trentino che sicuramente vi faremo vedere con le nostre telecamere. Vi salutiamo, appuntamento quindi al 19 ottobre per Formaggi del Monte e la mortadella più buona da Tassullo. Arrivederci a domenica.